ecco, sono chiari, eccetera. È evidente che la Brebemi è un sogno che si realizza, cioè il sogno, e vedrete, voglio fare il profeta, vedrete se non unirà veramente la Lombardia, come non è riuscita nessun'altra opera in precedenza, delle tante che sono state fatte, ma tante che si faranno, come la Pedemontana o tantissime altre in provincia di Sondrio, anziché nella bassa, più bassa. Però ecco, questa Brebemi unisce e unirà veramente, e sarà un modo di abbracciarsi come fratelli lombardi, che possono finalmente conoscersi diciamo ogni 10 chilometri e ogni 20 chilometri, mentre prima erano ancora in qualche modo disuniti, in qualche modo ancora appartenevano a dei campanilismi che certamente non sono i campanilismi toscani, ringhiosi, piuttosto bestemmianti, eccetera, con tutto il rispetto. Sapete che la Toscana ha dato delle opere d'arte le più grandi al mondo, però noi li conosciamo. Ebbene, questa Brebemi è un regalo più che quindi alla viabilità e all'economia, che ci voleva comunque, è un regalo alla costruzione della Lombardia vera, della Lombardia unica, della Lombardia piena e solo di lombardità, come di lombardità sentita e profonda, come tanti fratelli che si riconoscono e che ogni anno il 29 di maggio celebrano la loro grandissima festa. Ecco, io penso, perché ho voluto pigiare il sasso sulla Brebemi? Penso che non bisogna parlare soltanto del passato quando si parla di cultura, specie di cultura tradizionale, eccetera, eccetera. Bisogna anche parlare del futuro, perché se il futuro va in una certa direzione, anche il passato ne risente positivamente, anche il passato rivive e gli si riesce a ridare un senso, quel senso che noi federalisti, noi identitari vogliamo dare a ogni regione, a ogni piccola nazione del mondo. E questa nazione è piccola e al tempo stesso grande, perché ha 10 milioni di abitanti, signori, che è la Lombardia, compreso il Canton Ticino, immaginariamente, anche se il Ticino appartiene a un altro Stato. Ebbene, questa nazione è la nazione nel quale d'ora in poi, dalla Brebemi in poi, dovremo riconoscerci fino in fondo, senza più paura, senza più remori, perché finalmente ne abbiamo il possesso del territorio. Un grande abbraccio padano a tutti, Venezia risorga, risorga Venezia, a risentirci. Avete ascoltato Cultura Padana.